Nella Costituzione c'è scritto che il rinvio delle elezioni è giustificato soltanto dalla deliberazione dello stato di guerra e comunque deve essere una deliberazione e riguarda le Camere di per sé, cioè Camera e Senato. Non c'è niente che riguardi invece le altre elezioni. Per un costituzionalista d'eccellenza come il professor Mario Bertolissi, la legge fondamentale dello Stato non è un libretto con il quale si possa scherzare e la Costituzione, spiega, è chiara sul rinvio delle elezioni, in particolare su quelle regionali. Farle slittare, come è stato fatto, è un vulnus pericoloso anche in un momento difficile come quello del coronavirus. Urne nel limbo, un limbo che non piace evidentemente alla maggioranza dei telespettatori che hanno chiamato per il nostro sondaggio, quasi 18.000 telefonate in poche ore e un risultato che non lascia molto spazio di interpretazioni. Votare a luglio per il 95% di voi sarebbe meglio invece della finestra autunnale fissata dal governo. Eppure la compagine favorevole al voto autunnale è corposa. A considerare il voto estivo pericoloso per la salute e non democratico, visti i tempi troppo stretti, non è solo la maggioranza di governo, ma anche Forza Italia e persino il segretario della Lega Salvini, parere che non ha mancato di scaldare gli animi in casa del Carroccio in Veneto. Ma Bertolissi ribadisce il dubbio di Zaia e dei governatori che, come lui, hanno chiesto di votare prima. Se in autunno si assisterà a una recrudescenza del virus, non si andrà comunque alle urne. E allora quando si voterà? Democrazia in bilico, secondo Bertolissi, ancor di più se nel testo del decreto legge ancora da visionare sarà presente un nodo non da poco. Pare ci sia dentro una disposizione che dice che lo stato di emergenza viene prorogato a fine anno. Allora, da fine giugno altri 6 mesi. Questo tipo di deliberazione, che è assunta con un atto avente forza di legge, neanche con una legge, cioè dal governo, lei lo sa che tutto questo ha portato alla limitazione gravissima di libertà costituzionali, ma mica solo della libertà di circolazione, sa? Se si prende l'articolo 16, anzi si parte dall'articolo 13 e in giù, non c'è libertà costituzionale che non sia stata manomessa e limitata. Bisogna stare attenti che si creano i precedenti. Capisce qual è il problema? Tutto questo in un periodo nel quale paradossalmente proprio l'emergenza coronavirus ha creato la breccia per dimostrare la bontà della battaglia autonomista di due regioni come Veneto ed Emilia-Romagna che hanno saputo far fronte al disastro. Prima del coronavirus potevamo esibire tante cose, però ci si obiettava genericamente un'infinità di altre controindicazioni, poi soprattutto che se avessimo fatto qui allora da un'altra parte. Allora adesso dico tabula rasa. Perché tabula rasa? Per la semplice ragione che ci sono i risultati che parlano chiaro.